Questa è la parete, queste sono le gambe, vedi? C'è il dente qui. E questo è il cappello, è poggiato sopra lì. Lavoravano in coppia, minatore e armatore. Prima erano in tre, tanti anni prima. C'era minatore, armatore e manovale, chiamato così. Poi pian pianino hanno diminuito e la produzione era per due, minatore e armatore. Però cosa dovevano fare questi due? Posso dire che io che facevo il tubista ho visto questi, perché per me non erano uomini, erano schiavi. Lavorare in posti così bassi col manico della pala più o meno 80 centimetri e via. Cosa dovevano fare? Ammettendo che non ci fosse la produzione, dovevano fare, si dice la volata dovevano fare i fori con la perforatrice e preparare l'armatura, fare i quadri per il turno che doveva venire. Allora, quando facevano si diceva la volata, la sparata, facevano i fori, mettevano la dinamite, chiamiamola così, e dopodiché facevano la volata. Il turno montante doveva spalare tutto il carbone prodotto dal turno precedente e nello stesso tempo armare e fare la volata. Cioè era una cosa continua. Portare via il carbone, armare e forare. Portare via il carbone, armare e forare. Non avevamo né guanti né casco, eravamo a berretto così, senza stivali, pieni di fanghi, manco aspiratori avevamo. Si lavorava a secco, la perforazione sembrava un giorno di nebbia, un mattino di nebbia, tutto nebbia la galleria. E c'era gente, quei perforatori, poveretti, si mettevano la maschera, però era difficile a resisterla. Erano micidiali a fare la perforazione asciutto così con la macchina a spalle, nei fornelli. Si immagini che lei in tutto il cantiere c'era una sola perforatrice e dovevano spostare la perforatrice da un cantiere all'altro, da un livello all'altro, i flessibili e le perforatrici. Poi in seguito, quando verso le 65, è venuta una società che vendeva di questi materiali, perforatrice e servosostenible, che sarebbe un pistone azionato a aria e veniva applicata alla perforatrice e era un po' di sollievo. C'era l'acqua e c'era quello che spingeva la perforatrice. Questa è la perforatrice che noi minatori abbiamo usato. Questa viene alimentata ad aria compressa, qua viene collegato un flessibile che manda l'aria compressa ed alimenta il pistone e la rotazione del fioretto. Qua viene collegata una gomma d'acqua che attraversa tutta la macchina, l'acqua passa nel fioretto e fuoriesce in punta per abbattere le polveri prodotte dall'abbattimento della roccia. Qui invece viene collegato un altro flessibile che alimenta il servosostegno che è ad aria compressa. Noi con questa mano sinistra guidavamo con questa leva qua, guidavamo la quantità di aria compressa che doveva andare all'interno del servosostegno per consentire sempre al fioretto di poter ruotare velocemente per ottenere il miglior risultato possibile. L'armatura lì, dove ho iniziato io il lavoro di armatura, non era come questa. Oggi a Serucci che si arma in ferro, a Centine, viene già fatto, come ho armato io, con butte idrauliche. Invece lì era diverso. Lì quando l'armatore con un manovale doveva andare a seguire la coltivazione, era alta a volte 1,20 m, 1,50 m, a volte era magari 4 metri, perché cadeva anche il tetto dove c'era il materiale non era carbone, ma era scisto. Allora questo tetto doveva essere salvato dall'altro tetto che c'era in Ruscia per non crollare.
E non era una galleria, ma era una coltivazione, non era taglio, era una stanza come questa, divisa in varie parti con dei pilastri dello stesso carbone e ruotarci intorno portando via il carbone. Questo carbone andava caricato nelle tavole oscillanti, che queste tavole oscillanti ad aria compressa non erano solo dritte, ma giravano in questi pilastri. La tavola, partendo dal motore, era una tavola che veniva qui. Si piegava questa molla tipo lumaca e spingeva anche l'altra e portava il materiale anche dei posti che non poteva passare dritto. Si andava in officina normale, perché pur essendo in officina dovevamo andare ad aggiustare le macchine in miniera. La prima volta che sono entrati in miniera è logico che mi ha fatto un'impressione non buona. Mi sono trovato nel buio, diciamo così, anche se avevamo la lampada, perché uno che cammina normale alla luce del giorno è diverso, ma camminare con la lampada non è facile, in miniera naturalmente, che poi non tutti i posti sono uguali. Noi andavamo in certi posti per le macchine della ripiena, perché queste macchine della ripiena erano in un posto che dovevano riempire quei posti che erano stati già sfruttati. E quindi c'era anche caldo lì. Non è che fosse... E quindi passavamo dal caldo al freddo e così via. Candela carburo la conoscevo già perché ce l'aveva mio suocero e mio padre, la candela carburo, formata da un beccuccio, gli dovevi dare l'acqua precisa, la riempivi di carburo. Quando entravi in miniera dovevi avere sempre fiammiferi, perché magari si spegneva, cosa facevi? Dovevi riaccendere. E questa era la compagna. Quando lavoravi lo appendevi e lì lavoravi con la luce della candela carburo. Non potevi, e quando camminavi nella galleria ce l'avevi sempre appresso. E poi giustamente anche questa non serviva più. Hanno portato le lampade a batteria, diciamo che poteva essere anche più comoda perché ce l'avevi col cinto, con il casco avevi la lampada e allora potevi illuminare dove lavoravi. Però questa era la mia prima compagna di miniera, si può dire. Mi hanno dato un pezzettino di carta e una matita e mi hanno detto: tu devi raggiungere questi tempi, 80 di passo. 80 di passo voleva dire arrivare a 60 minuti di un'ora e quei 20 minuti erano l'ottimo, è la tua capacità, non dovevi superarli. E là dovevi segnare, fare questi calcoletti che era il bedò. Cioè ogni spostamento dovevi andare a prendere una perforatrice a 100 metri, c'era 1 minuto e mezzo per andare e tornare. A fare un attacco espresso tra un flessibile e l'altro era 1 minuto. Per fare, cioè era conteggiato ogni qualsiasi cosa, solamente solo fare la perforatrice, mettere nella parete e intestarla, anche quello era un tempo. Allora devi sommare tutte queste cose qui e alla fine ti usciva il tuo ottimo. Quando arrivava quel tanto lì fermo, non dovevi superarlo perché creavi dei problemi che poi ti rimandavano il cronometrista a rimisurare tutto. Quando veniva assunto un giovane, un nuovo operaio in miniera, è chiaro che di miniera non conosceva niente, no? Se non per sentito dire, ed era fondamentale, proprio fondamentale, affiancare questo nuovo entrato, questo nuovo operaio, a chi aveva una certa esperienza, quindi aveva già una qualifica all'interno della miniera per poter insegnare e trasmettere le sue conoscenze al nuovo arrivato. Faccio un esempio, l'armatore. L'armatore ha necessità di una preparazione eccezionale, perché armare una galleria, di modo che non venga giù, no? È un capolavoro, cioè l'operaio, l'armatore deve studiare bene la roccia, far sì che il legname che dovrà modellare per poter proteggere quel tratto di galleria
deve essere perfetto, e questo lo fa soltanto una persona che ha avuto già una certa esperienza, no? Quindi è diventato proprio un maestro di armatura cosiddetta, no? Che trasmette al nuovo arrivato, che ce l'ha affiancato, no? Che gli spiega come fare le cose, e quindi, e questo non soltanto lo dico per l'armatore, ma lo dico anche per tutte le altre categorie di specializzazione degli operai. Il tetto c'è lo scisto, certe posti, con l'aria poi, come partono le mine, muove il piede e crolla. È capitato a me, anche a me. Vabbè, mi stavo mettendo il quadro, mi frane mi sono tirato a metà gamba, ma tagliare il filo. E allora, per fare quel lavoro, prima di mettere il nuovo quadro, dal quadro di dietro, si filavano in marcia avanti, si chiamano, tavole, no? Si filavano di dietro, fissato, si mettevano le gambe, ma non così, no, così venivano, e solo poi il cappello. Poi da un quadro all'altro, sempre la maggior parte era 1 metro, si mettevano le tavole sopra, secondo il tetto. Secondo il tetto gli bastava un po' di legno filo, diremo, no? Castaglio spaccato, si metteva quello lì, ti assicurava, però quando partivano le mine non doveva cadere, e stare in piedi. Dove c'era il pericolo cercavo di salvarmi, con l'armatura, C'erano delle rimontine dove io facevo per andare a controllare il famoso Grisou, perché c'era il controllo, a Serucci c'era il controllo del Grisou. Il Grisou era la disfatta della miniera, bruciava tutto. Allora io facevo le rimontine di controllo per il Grisou. Questa armatura doveva essere armato in legno, e facevo anche quello. C'era il grisometrista, c'era quello che, insomma, che andava a controllare l'aria, e via via. E quelli sono tutti personaggi di gallerie, di passaggio.